TG Plus News edizione di Treviso, buonasera. In occasione della fine dell'anno desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le donne e gli uomini che con il loro lavoro garantiscono serenità, sicurezza e assistenza ai cittadini in queste giornate di festa e in particolare durante la serata di San Silvestro. Desidero infine dedicare un pensiero di vicinanza e solidarietà a chi, per motivi di salute o per il grande impegno nell'assistenza di familiari malati, non potrà vivere queste ore nella piena serenità. A voi, che affrontate con coraggio e dignità le difficoltà della vita, va il nostro abbraccio, il nostro impegno a costruire una società che non lasci indietro nessuno. Augurando buone feste a tutti i cittadini, rinnovo il mio pensiero di gratitudine a chi, anche oggi, è impegnato per garantire una società sicura, solidale e umana. Sono le parole del presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, rivolte ai lavoratori impegnati in questo 31 dicembre, ultimo giorno dell'anno. Cambiamo argomento. La Fondazione Teatro Stabile del Veneto saluta il 2024 con un segno positivo e guarda al 2025 con nuovi obiettivi di crescita tra internazionalizzazione, nuove produzioni e trasformazione sostenibile. Gli intenti per il nuovo anno sono stati condivisi questa mattina dai soci del Teatro Stabile del Veneto riuniti nel Consiglio di gestione della Fondazione per l'approvazione del bilancio previsionale 2025. A segnare positivamente il 2024 è stata la forte crescita degli incassi da botteghino, che hanno superato i 2 milioni e 100 mila euro, registrando un più 30% rispetto al 2023 e contribuendo così a consolidare il generale aumento a bilancio dei ricavi diversi dai contributi pubblici in conto gestione. Inoltre le presenze nei teatri di Padova, Venezia e Treviso hanno superato le 175.000, di cui almeno 133.000 per spettacoli organizzati in esclusiva dal Teatro Stabile del Veneto, con un aumento di pubblico di ogni età del 30% rispetto al 2023. E l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta è pronta a regalare al pubblico trevigiano un inizio d'anno di grande musica tra Walzer e notte di solidarietà. Come da tradizione, il sipario del Teatro Mario del Monaco si alzerà il 1 gennaio alle ore 21 per il gran concerto di Capodanno, promosso e sostenuto dal comune di Treviso, e per questa edizione dedicato a Johann Strauss Jr., nei 200 anni dalla sua nascita. Un momento di festa per tutta la comunità trevigiana, alla quale il sindaco Mario Conte porterà gli auguri dell'amministrazione comunale, ma anche un'occasione di solidarietà. Gli introiti della serata saranno infatti devoluti all'associazione Mad Action Bambini con Elias, impegnata da anni in missioni umanitarie in Africa per salvare la vita di bambini affetti da cardiopatie congenite. L'evento gode del supporto di Centromarca Banca e Confindustria Veneto Est. Il concerto sarà diretto dal maestro Massimo Raccanelli. A 102 anni esprime ancora tutta la sua vitalità e lo spirito positivo che hanno caratterizzato tutta la sua lunga esistenza. Martina Visentina ha spento 102 candeline, un traguardo significativo che ne fanno una delle decane della comunità di Vedelago. Nata a Santa Mama il 29 dicembre 1922, unica figlia femmina dopo 7 fratelli, la signora Martina, come molti della sua generazione, ha avuto un'esistenza non priva di difficoltà fin da giovanissima. Ha dovuto interrompere gli studi in quarta elementare per poi aiutare la famiglia nel lavoro agricolo. Una volta sposatasi, si è dedicata alla cura del marito, ex emigrante nelle miniere del Belgio, e i 3 figli Angelo, Maria e Antonio. Altri 2 figli sono purtroppo scomparsi prematuramente, oltre a continuare a dare una mano nelle varie attività nei campi. Ha sempre affrontato tutte le vicende, tanto le gioie quanto gli inevitabili sacrifici, con determinazione e allegria, doti che conserva intatte tuttora. E questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.